Vois sur ton chemin, gamins oubliés, n'égarez, tends-leur la main pour les mener vers d'autres lands. Allora amici appassionati di grande futsal, siamo qui al termine di questo match che il Veneto, come avete visto tutti, si è aggiudicato per 3-1 su un'ottima Toscana, e siamo qui con il condottiero delle ragazze campionesse in carica, ovvero Bruno Giorgio Carlos, il mister che tanto sta facendo bene in questo torneo. E a tal proposito, mister, le chiederei subito come si commenta una situazione del genere che vede appunto 6 punti su 6, insomma una situazione piuttosto rosea in vista dell'ultima giornata. Sì, intanto grazie. Penso che le ragazze stanno dando il meglio di sé, c'è una buona quadratura, pian piano stiamo diventando squadra, perché il rischio in queste manifestazioni è come se fosse una nazionale, hai giocatori e giocatrici una volta di qua, una volta di là, e farle diventare squadra. Penso che lo stiamo diventando. A proposito dello spirito di squadra, dello spirito di collettività che contraddistingue questa squadra, abbiamo vissuto l'intero viaggio fino qui in Calabria con queste splendide ragazze che hanno intonato cori lungo tutto l'arco del viaggio, insomma da Marghera fino qui a Cosenza. Insomma è un grande segnale, insomma è il segno appunto che la collettività, lo spirito di gruppo si è andato davvero a creare nel poco tempo, anche grazie al lavoro che c'è stato sul campo e fuori. Sì, sicuramente, questo è da rimarcare, da sottolineare, perché le ragazze subito hanno fatto gruppo fuori dal campo e, come dicevo prima, adesso stiamo diventando anche dentro il campo. Adesso c'è un'ultima partita da giocare domani contro il Lazio, una partita ovviamente da non fallire. Il Lazio che ha vinto quest'oggi la propria gara con Bolzano. Come si inquadra il match di domani e come si affronta in generale? Si affronta come abbiamo affrontato tutte le partite, con grande entusiasmo, con grande spirito di vincere, perché questo è il mio spirito, è quello che deve essere delle ragazze, e lo stanno dimostrando che è così. Grazie mille a Bruno Giorgio Carlos per essere stato in nostra compagnia. Facciamo ancora tanti complimenti al mister della rappresentativa femminile, che elogiamo ancora una volta per essersi ben disimpegnata anche quest'oggi. È davvero tutto, amici appassionati di futsal, per il collegamento odierno. È stato davvero un piacere raccontarvi questo splendido match. Ringraziamo in particolare il caro Andrea Di Giambattista per il lavoro al coordinamento tecnico e alle riprese. Qui da Cosenza, dal Pala Cosenzia, da Marco Marra è tutto. Un saluto, alla prossima!